J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Il San Salvatore Selargius cerca la quarta vittoria consecutiva nel 2019, campionato di Serie A2 femminile di basket, terza giornata di ritorno. Le giallonere impegnate quest'oggi in casa contro l'Athena Roma. Non sarà purtroppo della partita Francesca Mura, infortunatasi a Forlì. So che per te è doloroso, però possiamo un po' ripercorrere quello che è successo nella trasferta, che peraltro vi ha visto vincere. Stavi correndo in contropiede per andare a segnare, poi cosa è successo? Niente, purtroppo il mio ginocchio mi ha, diciamo, abbandonato, ha ceduto e mi sono ritrovata per terra. Sicuramente è stato brutto, però comunque ho intenzione di riprendermi, spero al più presto. Ora devo aspettare un intervento, visto che mi sono rotta il crociato della gamba sinistra. E niente, sto aspettando una data per questo intervento e poi niente, spero che vada tutto in discesa e non in salita. Ti preoccupa il processo di recupero, anche perché poi dopo l'infortunio ci sarà la riabilitazione? Ti sei studiata anche un piano per non perdere confidenza col pallone, con la squadra, con il clima che c'è all'interno del campo? Allora, vi dirò, non mi spaventa, direi anche per niente, perché l'ho già affrontato quando ero più piccola e quindi ero molto inesperta prima. Ora so comunque tutti i tempi di recupero, come mi devo allenare anche in un determinato modo. Poi mi sto affidando a diversi preparatori atletici, allenatori, che comunque mi daranno sicuramente dei consigli per riprendere al più presto. Quindi non sono preoccupata. Poi anche le compagne ogni volta che vengo all'allenamento mi sostengono, sono sempre con me. In ogni momento mi aiutano, quindi credo che sia comunque più facile riprendere se hai qualcuno a fianco che ti aiuta. La sfortuna purtroppo ci vede benissimo, tu stavi dando molto alla squadra in questo momento, avevi trovato un po' la tua dimensione, in uscita dalla panchina stavi sempre riuscendo a dare minuti di qualità alla squadra. Questo non lo so, sono sicura che magari non avessi grande energia e che comunque le mie compagne con me si sentissero, spero, un po' protette. Ora direi che affido la squadra ad altre ragazze, anche le più piccole, per esempio Denise Pinna, che ora sta trovando sicuramente più minutaggio e che spero faccia il doppio di me. Spero che comunque riprenda ora, si sente in fiducia, perché le ragazze comunque gliela danno questa fiducia, e che riprenda al più presto a portarci alla vittoria. Oggi si gioca in casa contro l'Athena Roma, non è una partita banale perché la sconfitta dell'andata probabilmente grida ancora vendetta, una gara che avevate quasi in tasca a un certo punto. Sì, direi che è stata una brutta sconfitta, però l'hai detto anche tu, siamo in casa, il pubblico c'è, noi siamo sempre pronti a farli sognare, direi. Quali possono essere secondo te i punti chiave di questa partita? L'Athena è una squadra che si deve salvare, voi siete in zona playoff, c'è da imporre il proprio ritmo alla partita, far valere la personalità e direi anche l'asse play pivot che vi sta dando tantissimo, Cinzia Arioli, Federica Brunetti, che sono due giocatrici che rappresentano un lusso per questa categoria. Allora, secondo me non dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo giocare come sappiamo giocare, perché tanto alla fine è quello, dobbiamo stare molto unite come sempre e portarcela a casa, direi. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale.
IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Il San Salvatore Selargius va a caccia del quarto successo consecutivo nel campionato di Serie A2 femminile e al Palavienna riceve la visita dell'Atena Roma. Le giallonere vogliono proseguire il loro momento magico che finora le ha viste vincere tutte le gare disputate nel 2019. Dopo la bella vittoria su questo campo contro Faenza sono arrivati due successi esterni in fila contro Forlì e contro Orvieto. Tutto questo a scapito dei tanti infortuni che stanno bersagliando la formazione di Staico. Il più grave di questi, purtroppo lo avete sentito, ha tolto dalle rotazioni Francesca Mura, costretta a saltare tutto il resto della stagione. Il San Salvatore, come detto, arriva a questa partita in un ottimo momento di forma, non altrettanto può dire il gruppo stanchi Roma, reduce da due battute d'arresto molto pesanti, maturate però al cospetto delle prime due forze del girone sud del campionato di Serie A2. La partita ha avuto inizio ed è arbitrata dai signori Paolo Sordi di Casalmorano e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme. Il San Salvatore ha sbagliato il primo tiro con il capitano Anna Lussu, ma Gagliano a rimbalzo ha garantito l'extra possesso. Cicic da tre apre le danze. Ci manca di elencare i quintetti titolari. Il San Salvatore che si schiera con Lussu, Cicic appunto, Brunetti, Gagliano e Arioli. Roma risponde con Russo, Verrecchia, Gelfusa, quindi con il numero 3 c'è Elisa Volponi e con il 12 Gaia Cirotti. Queste le 10 protagoniste in campo. Il San Salvatore si affida ora a Gagliano, chiude il palleggio, c'è spazio poi per Lussu, ribalta Arioli, tiene il pallone fermo, ribaltamento ancora una volta per Lussu, errore, atteggiamento difensivo particolare per coach Goccia in questi primi possessi difensivi. La squadra è sembrata schierarsi subito a zona. Cirotti intanto prova a prendere la linea di fondo, un passaggio di riapertura che naufraga nel nulla. Pallone che sarà a disposizione del San Salvatore per la rimessa. Allora, l'unico canestro finora è stato realizzato da Carmen Cicic e confermiamo quanto detto. Atena che parte a zona in questa partita. San Salvatore sfidato in qualche modo anche al tiro da 3 punti. Il primo è andato bene con Cicic. Vediamo come proseguono le padrone di casa. Ancora Lussu a prendersi responsabilità allo scadere dei 24 secondi. Atena che sta pagando dazio a rimbalzo, ancora un errore e ancora un extra possesso. Dominio totale del San Salvatore da questo punto di vista in questi primi minuti di partita. Gagliano da sotto, fuori ancora Arioli, stavolta non si fida del tiro da 3, preferisce andare in penetrazione. Il risultato è identico ed è un tiro che va a spegnersi sul ferro. Russo a condurre la transizione dell'Atena, poi arriva Verrecchia, il tiro gira intorno all'anello e poi esce Cicic, contropiede per Gagliano, un po' forse sospetta la sua partenza. Brunetti da sotto, ancora un errore dell'ennesimo. Cicic da terra, lotta, strappa via il pallone ma poi lo recupera Russo. Partita con ritmi abbastanza alti in questo avvio. Volponi, un tiro comodo dall'angolo a segno per il 3-2. Lussu per Cinzia Arioli, 7:20 per chiudere il primo quarto. Qui è evidente il fallo su Brunetti al momento del tiro, toccato l'avambraccio della giocatrice ex Cuscaglie da parte di Russo, che qui si arrabbia abbastanza con le compagne per non aver seguito tempestivamente il taglio della pivot cagliaritana. In lunetta per due liberi allora Brunetti, che sta producendo cifre molto importanti in questa stagione. Sono 14 punti e 10 rimbalzi di media in 34 minuti liberi. Li tira con il 73%, quinta miglior rimbalzista di tutta la Serie A2. Brunetti ha sbagliato il secondo ma ha recuperato poi il pallone. Cicic dalla media, primo ferro, continua a lottare Brunetti, stavolta però non conserva il pallone. Atena che si affida a Cirotti, tantissima confusione e altrettanto disordine. Coach Goccia ora
si è arrabbiato e ha ordinato un cambio. Gagliano senza ritmo da 3, il San Salvatore dopo aver realizzato il primo tiro con Cicic ora sta abbastanza litigando con il canestro. 6,50 per la prima sirena. Cirotti prova a rifarsi, inchiodata in maniera imperiosa da Brunetti che ricaccia indietro il pallone. Arioli prova a chiudere questo contropiede, Brunetti alza la parabola, va a segno per il 4-2 in favore del San Salvatore. C'è il primo time out chiesto dalla panchina ospite per provare a sistemare qualcosa in termini di rimbalzi difensivi ma anche di palle perse. 6-2 per il San Salvatore, mentre riprende il gioco, non 4-2 come detto erroneamente in precedenza. Gelfusa riceve lontano da canestro, quindi Russo ancora vuole il post basso della compagna, lavora contro Brunetti, sospetta infrazione di passi qui per l'esperta giocatrice già vista lo scorso anno anche sui nostri schermi nelle fila del San Raffaele Roma. Prosegue a zona l'Atena. Arioli non guarda il canestro, Gagliano fa circolare Cicic, il tiro lo prende come e lo manda pure a segno per il 9-2, massimo vantaggio nella partita per il San Salvatore, più 7. E Atena che va dalle parti di Russo, il palleggio aperto, prova a superare Arioli. Poi il pallone che arriva nuovamente sotto per Gelfusa contro Brunetti. Buono il passo d'incrocio, segna con il fallo Gelfusa. Esulta tutta la panchina romana per questa bella giocata nell'1 contro 1. Il tema in uscita dal time out è stato chiaro: dare la palla sotto a Laura Gelfusa, classe 79. Lunghi trascorsi in Serie A per lei con Viterbo, con Umbertide, con Siena, Napoli, Pomezia e anche Santa Marinella. Completato il gioco da 3 punti, ha permesso all'Atena di accorciare sul 9-5. Arioli, quindi Gagliano mette il pallone per terra, poi lo offre a Carmen Cicic, cerca di prendere il centro dell'area, è stata spinta in questo caso la croata da parte di Marta Verrecchia e ci sarà la rimessa alla metà campo d'attacco per il San Salvatore, mentre siamo ormai quasi alla metà del primo periodo. Arioli, quindi Lussu, sempre San Salvatore contro la zona, esce Cicic, riceve in questo momento la sua partenza, poi tentativo di scarico sotto per Gagliano, non ci sono state deviazioni lungo la linea di passaggio e Atena che riparte con Volponi. San Salvatore che ha le sue gatte da pelare in termini di assenze, ma anche l'Atena può lamentarsi da questo punto di vista. Assente Grimaldi, che è una delle migliori realizzatrici di squadra, è assente anche Valentina Vignali, fermata dall'influenza, dunque rotazione corta rispetto al solito per coach Goce. Intanto è arrivato un altro errore, San Salvatore rischiava poi di perdere il possesso. Cicic per Arioli, quindi servito il taglio di Gagliano, semigancio vincente per la giocatrice ex Mercede. 11-5, il San Salvatore risponde così al precedente gioco da 3 punti siglato da Gelfusa. Verrecchia, quindi il pallone sporcato da Lussu con mani molto veloci, il suo tecnico le chiede di proteggere con maggiore attenzione la sfera. 4-26, gruppo stanchi a eseguire la rimessa con il movimento di Gelfusa. Il pallone per Russo, stava per arrivarci Arioli, il palleggio chiuso, Verrecchia da 3 a segno importante per l'Atena. -3, 11-8, un solo possesso pieno di distanza tra le due formazioni. Lussu in penetrazione, anche qui difficile da contenere con tutta la sua esuberanza e la sua velocità. Fallo che ne permetterà probabilmente di andare in lunetta con 2 liberi. Vediamo qual è l'indicazione. No, ci sarà semplicemente una rimessa dal fondo, verrà eseguita da Cicic. Si sposta Lussu, il pallone fuori per Gagliano, può portare lontano da canestro Gelfusa e attaccarla come ha fatto in questa circostanza. Tutto molto bene per la giocatrice classe 97, mancato soltanto il tiro. Qui Lussu commette invece una ingenuità. Gelfusa dal canto proprio sfrutta molto bene il mismatch. Qui Lussu
poteva commettere un fallo forse più deciso per impedire questo gioco da 3 punti a Gelfusa, che può portare l'Atena in parità, lo fa quota 11. E prima situazione di parità nella partita, intanto proseguono le difficoltà difensive per l'Atena su questa linea di penetrazione cercata da Arioli, fermata fallosamente, stavolta sì, ci sono i liberi a 3:47 dal primo mini intervallo. Anche Arioli, così come Brunetti, sta producendo cifre importanti in questa stagione. È la 12ª miglior marcatrice del campionato a 16 di media, seconda assoluta per assist con 5.2, terza per falli subiti, per restare in tema 6.1. Ha realizzato dalla lunetta Arioli, permettendo al San Salvatore di tornare avanti di 2 lunghezze. Il pallone che arriva sotto per Verrecchia, poi il tiro qui sbagliato dalla giocatrice in canuta numero 15, si trattava del capitano Livia Borsetti. Lussu ha chiamato lo schema da eseguire per il San Salvatore, si apre per ricevere Delia Gagliano, si va a vedere poi anche Arioli, il blocco di Brunetti e anche quello di Gagliano per favorire l'uscita in punta di Cicic, altro uno contro uno con Russo, scarico fuori Arioli allo scadere dei 24, sfortunata Cicic, gran lavoro a rimbalzo, il canestro è buono, è ottimo primo periodo per Carmen Cicic, più 4 San Salvatore, un mini break di 4 punti dopo la prodezza di Gelfusa, che riceve ancora in avvicinamento a canestro, passo d'incrocio, semigancio, davvero fondamentali, di gran livello per Laura Gelfusa. -2 Atena, partita aperta in questo avvio. Gagliano, stavolta l'accoppiamento è con Borsetti, si sposta Cicic in punta, ancora Anna Lussu, palleggio, arresto e tiro dalla media, secondo ferro, rimbalzo ancora una volta per Cicic, indiavolata questi primi 10 minuti di gara. 2:20, Borsetti sotto da Gelfusa, giro dorsale ancora, Brunetti in difficoltà con gli 1 contro 1 di Gelfusa, è arrivata la deviazione lungo la linea di passaggio, contropiede con Lussu che deposita facilmente a canestro il nuovo più 4, 17-13, 2 minuti al termine del primo periodo. Gelfusa da 3 ci mette anche questa, 17-16, una sola giocatrice al comando per l'Atena Roma, Laura Gelfusa, che si è caricata la squadra sulle spalle in termini offensivi, non solo vicino a canestro ma anche lontano, come dimostra la tripla appena mandata a segno. Lussu mandata a sinistra, non si fa grossi problemi, segna con il fallo Andrea Lunetta con il tiro libero supplementare. Mentre arriva la sostituzione, fuori Volponi, dentro Eleonora Piacentini per l'Atena Roma. Partita interessante in questo avvio tra una squadra come San Salvatore che è settima in classifica, l'Atena invece ha 8 punti in meno rispetto alle Selargine, occupa l'11ª piazza in coabitazione con Elite Roma e Pistoia. Gran penetrazione intanto di Piacentini, molto rapida la giocatrice in canotta numero 6, non è riuscita a contenerla qui Lussu, che è stata costretta a spendere il fallo numero 2 della sua partita. Piacentini classe 97, esce, viene protetta in qualche modo dal suo allenatore. Lussu fa il suo primo ingresso in partita. Denise Pinna, giovanissima del 2001, dicevamo di Piacentini, quarta stagione per lei con l'Atena Roma, 2 punti in quasi 11 minuti di impiego medio, che aggiunge anche un rimbalzo e mezzo. Il primo libero è stato sbagliato, ci sarà un'altra opportunità per lei, ricordiamo più 4 per il San Salvatore, segna il secondo Piacentini, riporta l'Atena a un solo possesso pieno di distanza dal San Salvatore. Pinna in regia per il San Salvatore, Brunetti, l'uscita di Cicic in punta, alto basso con Gagliano, il tiro cadendo all'indietro a segno, uno dei colpi migliori di Gagliano, che lamenta una spinta non ravvisata. Verrecchia
lungo la linea di fondo, Piacentini ancora a mettere il pallone per terra, poi fuori per Borsetti, Russo, Gelfusa è pronta per la giocata di pick and roll, Russo sul secondo ferro, rimbalzo lungo che premia, poi Arioli ha portato il pallone in zona offensiva, quindi Cicic step back dalla media con errore, 40 secondi al termine del primo quarto, attacca l'Atena con Russo, 22-17 più 5 San Salvatore, Gelfusa chiude il palleggio, fuori Russo, quindi Borsetti, ancora Gelfusa, arriva l'aiuto di Pinna, c'è spazio oltre l'arco per Piacentini, non paga dazio qui il San Salvatore dopo la scelta di Pinna di aiutare sulla ricezione di Gelfusa. Arioli, è pronto il blocco di Brunetti, ma il gioco a due non riesce qui. Il pallone sparato un po' troppo forte qui da parte di Arioli che si accusa dell'errore. 15 secondi e mezzo, potrà andare fino in fondo l'Atena con questo possesso offensivo sotto di 5 lunghezze. Ricordiamo le capitoline, Gelfusa fuori per Russo, in due pronte a bloccare, Russo sceglie proprio il blocco di Gelfusa, ancora un 1 contro 1 con Brunetti, il tiro dall'angolo sbagliato, termina il primo quarto, davanti c'è il San Salvatore sul punteggio di 22-17. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia il secondo quarto, il primo possesso per l'Atena Roma con Russo, Borsetti, ancora Russo. Quindi Borsetti che cerca Gelfusa, continua a circolare il pallone nell'attacco dell'Atena Roma, si crea un bel piazzato dalla media, lo manda a segno Verrecchia per il nuovo -3 Atena Roma, che allunga una mano sul palleggio di Denise Pinna. Piacentini viene punita con il primo fallo personale, forse un po' severa questa chiamata da parte dell'arbitro. È il gioco che riprende con Gagliano, deve divincolarsi dalla pressione di Borsetti, poi cede il pallone verso Arioli, palleggio aperto con la mano destra dietro la schiena, non trova lo spazio per andare in penetrazione, si affida quindi a Pinna, gira sul perno, arresta i piedi e segna il primo canestro della sua partita. Pregevole iniziativa anche nell'1 contro 1 per Denise Pinna a restituire il +5 al San Salvatore Selarus. 9 minuti 8 secondi alla conclusione del primo tempo qui al Palavienna, in questa partita valida per il secondo turno di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Girone Sud, l'Atena Roma riesce qui a trovare il canestro con Borsetti, si rimane così in bilico con questo elastico tra +5 e +3 sempre in favore del San Salvatore. Intanto Arioli cerca di prendere la linea di fondo, scarica fuori Brunetti, Gelfusa qui tocca soltanto il pallone, errore per Brunetti, tanta confusione ora con Gelfusa che preferisce servire Verrecchia, spazio aperto per andare in penetrazione. Qui la difesa giallonera forse poteva fare qualcosa di meglio. Arioli fuori, Cicic, ancora una tripla, secondo ferro però soltanto per lei in questo caso. Verrecchia, Gelfusa persa qui, Gagliano rientra abbastanza pigro, due facili per Laura Gelfusa. Il San Salvatore non può permettersi questi svarioni, infatti Fabrizio Staico è abbastanza arrabbiato e ha già pronto un cambio, sta per entrare Giorgia Manfrè, pure lei nella lista delle infortunate, non al meglio ultimamente a causa di qualche problema alla schiena. Intanto Arioli chiude il palleggio in angolo, Pinna infrazione di passi, anzi ha toccato con un piede la linea laterale al momento della partenza. -1 Atena Roma, 24-23, fuori Gagliano, dentro Giorgia Manfrè. Staffetta tra lunghe in casa San Salvatore. Vediamo quale sarà l'apporto della giocatrice ex Palermo e Orvieto tra le altre. Verrecchia cerca di anticipare la linea di passaggio, Arioli, Russo sbaglia, c'è il rimbalzo
toccato dalla più piccola di tutte, Piacentini, che riesce anche a guadagnarsi la rimessa dal fondo. 14 secondi per il tiro dell'Atena, Borsetti mette il pallone per terra, poi serve Russo, comanda le operazioni Russo, il blocco di Gelfusa, rolla dentro, riceve, c'è l'aiuto da parte di Manfrè, il pallone fuori, Borsetti dall'angolo, primo ferro, ancora un rimbalzo d'attacco per Piacentini, colpevolmente concesso dal San Salvatore. Russo ancora con il tiro che si spegne sul ferro. Arioli dall'altra parte accelera, cerca di andare dentro, forse un contatto qui non ravvisato, l'arbitro ha valutato come regolare questa situazione di gioco. Russo con spazio qui a segno, attenzione perché c'è il primo vantaggio per l'Atena Roma in questa partita. Manfrè prova a risolvere le cose, non ci riesce. Russo, dopo Gelfusa abbiamo un'altra protagonista importante in casa Atena, trovata qui Borsetti, il tiro in corsa sbagliato, poi Manfrè che è stata l'ultima a toccare, momento di difficoltà ora per il San Salvatore, sta per tornare Anna Lussu, deve centellinare le energie della sua squadra. Coach Staiko, ci sono soltanto 3 cambi a disposizione, stanti le assenze anche di Francesca Mura, di Katrin Stoichkova, un po' innervosita per il mancato fischio. In precedenza Arioli esce e lascia spazio a Lussu. Dicevamo, primo vantaggio nella partita per l'Atena, squadra neopromossa, la sua prima storica partecipazione nel campionato di Serie A2, 5 vittorie e 11 sconfitte fino a questo momento. L'ultima vittoria risale al derby contro l'Elite Roma. Intanto altri 2 punti per la squadra di coach Goccia, ora più 3, massimo vantaggio in questa partita. 6:15, Cicic riceve in uscita dai blocchi, coinvolge Brunetti, lavora contro Borsetti, la può battere Brunetti, lo fa con questo bellissimo movimento sul piede perno, accorcia sul -1 il San Salvatore, che poi deve però difendere con maggiore aggressività. Altra chance a rimbalzo concessa stavolta a Gelfusa, amministra l'extra possesso l'Atena Roma. Russo mette il pallone per terra, accelera, arriva l'aiuto di Cicic, Verrecchia, Piacentini palleggia resto e tiro dall'angolo con errore. Aveva provato comunque ad attaccare con pazienza, il vantaggio costruito qui l'Atena. Lussu finta di andare verso sinistra, poi desiste, coinvolta Denise Pinna in punta, esce dall'altra parte Cicic, il post di Manfrè, sfortunata qui con il semigancio. Russo, Piacentini e poi Borsetti contro Manfrè, ancora il pallone in angolo per Russo, senza ritmo, primo ferro e poi rimbalzo portato giù da Giorgia Manfrè. Ci riprova il San Salvatore, c'è spazio per Cicic che tira senza nessun palleggio, fa bene qui ma sbaglia ancora una volta l'appoggio a canestro. Metà del secondo quarto, davanti c'è ancora l'Atena sul 27-26, Verrecchia, il tiro sbagliato ancora una volta, una marea di errori, partita non bellissima francamente in questo momento. Rallenta ora un po' e fa bene Denise Pinna, quindi Lussu, l'uscita di Cicic a Ricciolo, Gelfusa in ritardo con lo scivolamento, è rimasta colpita al braccio la lunga romana. Ci sarà la rimessa dal fondo per il San Salvatore e c'è anche il time out in campo a 4:38 dal termine del primo tempo. Come detto, Atena avanti di un punto, 27-26. Rimesso in gioco il pallone dal San Salvatore, Lussu per Cicic in angolo, Brunetti ancora in posto, poi fuori Manfrè, ora sul perimetro il San Salvatore parte verso sinistra, Lussu attira un po' la difesa, apre lo spazio per il piazzato dalla media mandato a segno da Manfrè, lo può fare questo la giocatrice siciliana anche con continuità all'interno della partita. Il San Salvatore torna avanti ora sul 28-27, momento importante ora nella partita. Cirotti cerca la penetrazione non aiutata qui dal ferro che sputa la sua conclusione. Pinna alza la testa, arriva il taglio di Lussu non servito, Manfrè per Cicic, ancora un errore per la croata
con lo spazio però comunque ben aperto nuovamente da Manfred, che sta cercando di rendersi utile in più modi all'interno di questa partita. Qui persa per un attimo sotto Piacentini, allunga una mano sul pallone. Cicic, il fallo è evidente, sta per tornare Arioli, che va a rilevare proprio la giocatrice nativa di Osijek, classe 94, che riceve i complimenti da parte di tutta la panchina. 3:43. Questo era il primo fallo di squadra soltanto del San Salvatore in questo secondo quarto. 3:43, come detto, il tiro subito da 3, mandato a segno da Cirotti, uscita per così dire poco aggressiva per il San Salvatore. E più 2 Atena, 30-28. Lussu si butta ancora a sinistra, segna con il fallo, tornerà in lunetta con il libero supplementare. San Salvatore che è lì anche grazie a queste iniziative di Lussu, per la seconda volta in questa partita trova il canestro con fallo. Piacentini vittima designata. Completa il gioco da 3 punti Anna Lussu, più 1 San Salvatore. C'è un nuovo ingresso in campo per l'Atena, si tratta di Perrotti, mentre riceve vicino al canestro Cirotti, accoppiata con Manfred. Il tiro molto corto per la giocatrice dell'Atena. Lussu qui fermata con il fallo, al limite probabilmente dell'antisportivo, visto che c'era una trattenuta sospetta, diciamo così. Non c'erano, secondo gli arbitri, gli estremi per una sanzione di questo tipo. Ben posizionate entrambe le giacchette grigie, hanno così valutato. Rimessa in gioco eseguita per Pinna. San Salvatore che ha ritrovato la testa della partita, ma che deve sudare contro un'Atena giunta in Sardegna per cercare di ottenere punti preziosi per la salvezza. Brunetti apre bene, Manfred in ritmo corto, ma era una buona costruzione in questo caso. E Manfred, come detto, a buona mano, a mano educata, anche lontano da canestro. Qui la press del San Salvatore che produce questo recupero di palle in frazione di 8 secondi. All'improvviso coach Staiko ha proposto questa situazione di gioco contro la quale l'Atena non è riuscita a trovare immediate contromisure. Lussu, il movimento di Arioli in uscita dai blocchi, deve fare a sportellate con la sua avversaria diretta, lavora sul blocco di Manfred alla media. Arioli di solito una sentenza in circostanze simili. Gran lavoro qui davvero da parte di Pinna, che va a prendersi con caparbietà il rimbalzo d'attacco. Il San Salvatore ha una nuova opportunità. Arioli deve stare attenta a non commettere infrazioni di passi. Manfred, un altro tiro frontale, stavolta non sbaglia Giorgia Manfred, a porto positivo dal momento la sua uscita dalla panchina. Regala il più 3 alle compagne sul 33-30. 2 minuti e 8 per andare alla pausa lunga. Russo per Perrotti, per Cirotti, il tiro sbagliato. Atena con percentuali piuttosto basse in questa partita. Il recupero di Raveggi, qui si mette anche la sfortuna per l'Atena. C'è un altro extra possesso, anche il San Salvatore non sta facendo benissimo a rimbalzo. Gelfusa, solito accoppiamento con Brunetti, voleva un fallo, il fallo arriva successivamente per l'Atena ed è il fallo commesso però da Cirotti su Brunetti. Saranno liberi. Proteste di coach Goccia ora abbastanza vibranti, perché in precedenza sull'1 contro 1 di Gelfusa si voleva un fallo da parte di Brunetti. Intanto non si andrà a tirare perché questo era il 4º fallo di squadra dell'Atena, dunque ci sarà una rimessa, se non abbiamo interpretato male, mentre prosegue questo dialogo. È il primo di Cirotti nella partita, più 3 San Salvatore. Anzi, quinto fallo, aggiornatore il tabellone, quinto fallo e dunque liberi per Federica Brunetti, il primo libero a segno per l'ala pivot classe 88, ex Lucca tra le altre, dentro anche il secondo. Ritrova il più 5 il San Salvatore, nonostante questa fase non brillantissima nella partita.
Poco più di 90 secondi al termine del secondo quarto, ci sono due cambi pronti per l'Atena. Russo lavora sul blocco di Cirotti che rolla dentro, anticipa Manfred, davvero buono il suo secondo quarto, lo ripetiamo. Lussu, chiamata Pollice, Manfred fa circolare per Arioli, partenza ancora forte verso sinistra, in campo anche Loddo in questo momento, infrazione di passi però per lei che va su con il pallone in mano, ricade senza avere una soluzione pronta. Chiamata ovviamente giusta in questo caso. Pausa della partita che permette il doppio cambio preannunciato in fine dell'Atena. Volponi e Piacentini tornano in campo, fuori Perrotti e Russo. 1:11, meno 5 palle in mano. Atena-Roma. Volponi, la chiamata d'attacco per le capitoline, quindi Raveggi lascia il pallone nelle mani di Cirotti, partenza verso destra, battuta facilmente, Manfred un po' pigra dal punto di vista difensivo in questa circostanza. Un solo possesso di distanza tra le due squadre, ora Loddo chiude il palleggio troppo presto, però allora finisce nelle grinfie della sua avversaria. Il San Salvatore però riesce a mantenere il possesso del pallone, Arioli penetra e va a prendersi il fallo della difesa, difficile contenerla. Raveggi nelle proteste abbastanza convinte, sta tornando Verrecchia, già il quarto fallo di Volponi, circostanza abbastanza singolare, 4 falli spesi in nemmeno 2 quarti di gioco per la giocatrice classe 98 dell'Atena Roma, che gioca circa 15 minuti di media partita. Arioli intanto sbaglia il primo tiro libero, 78% dalla lunetta in questa stagione per lei, dentro il secondo. 39 secondi e 7 decimi, il San Salvatore nuovamente avanti di 4 punti sul 36-32. Piacentini, Loddo in campo, deve scrollarsi di dosso forse un po' di emozione. Gelfusa per Raveggi, ribalta il lato, poi mette il pallone per terra Verrecchia. Gelfusa chiede disperatamente il pallone, ancora non lo ottiene. 18 secondi e 3 per il tiro dell'Atena Roma. Gelfusa stoppata qui da Brunetti e poi c'è anche l'intervento arbitrale ovviamente a segnalare lo scadere dei 24, dunque il San Salvatore avrà a disposizione 14 secondi e mezzo per chiudere nel miglior modo possibile il primo tempo, più 4 palla in mano per Lusso e compagni. Manfred, Arioli sfrutta il blocco della siciliana piazzato dalla media, il suo tiro se ce n'è uno, ma nemmeno qui è fortunata la giocatrice di Magenta. La preghiera di Cirotti che per poco non viene accolta, termina il primo tempo, davanti ancora c'è il San Salvatore sul punteggio di 36-32. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Via al secondo tempo al Palavienna, Cicic, Lussu, Brunetti, Arioli e Gagliano per il San Salvatore. Risponde l'Atena con Gelfusa, Verrecchia, Raveggi, Russo con il numero 9 e quindi Piacentini con il numero 6. Il primo tiro è stato sbagliato in questo secondo tempo dalla squadra in canotta giallonera. Prova a rispondere ora l'Atena Roma
Raveggi tiene il pallone fermo a lungo oltre l'arco, poi scelta Russo, attende il posizionamento spalla canestro di Raveggi. Gelfusa qui presa in consegna da Arioli, costretta a scaricare fuori, tiro aperto per Raveggi allo scadere dei 24. Inizia bene l'Atena in questo secondo tempo, atteso con pazienza di trovare la giocatrice libera, in questo caso appunto Raveggi con il piazzato dall'angolo. Gagliano non riesce a completare la ricezione, -2, palla in mano Atena, che ha dunque la possibilità di impattare o addirittura di passare avanti nuovamente nel punteggio. Russo, Gelfusa si gira e poi ancora la circolazione sul perimetro con Verrecchia, il taglio quindi di Piacentini ignorato da 3 punti, una tabellata per Raveggi. San Salvatore che si affida ad Arioli, quindi Gagliano guarda il canestro, guarda anche ciò che succede all'interno dell'area, lascia il pallone nelle mani di Cicic, un po' fermo. Ora l'attacco giallo-nero, si propone Gagliano in avvicinamento a canestro, poi il tiro contro Raveggi che si spegne sul secondo ferro. Un erroraccio qua per Piacentini, consente al San Salvatore di attaccare ancora, di riprovarci con la rimessa dal fondo. Sarà Cinzia Arioli a eseguire, 14 secondi per trovare una conclusione. Arioli fuori per Cicic, quindi Gagliano ottiene il pallone non senza difficoltà, poi il fallo speso dalla difesa con la panchina dell'Atena che chiedeva un'infrazione di passi. Mani abbassate alla ricerca del pallone, spesso inducono gli arbitri al fischio. È il secondo di squadra questo per l'Atena, anzi il primo, mentre Brunetti dà il pallone sotto a Gagliano. Buono il giro dorsale, ma c'è l'uso del braccio esterno, cosiddetto a uncino, che non sfugge qui agli arbitri. Fischio arbitrale condivisibile, fallo in attacco e si resta sul 36-34 con Russo ora che cerca di far partire l'attacco dell'Atena. Il San Salvatore, se non abbiamo visto male, ha cercato lo schieramento a zona, quest'ultimo possesso difensivo. Cicic, Gagliano fa circolare per Arioli il blocco e poi il gioco a 2 sul lato. Gagliano deve mettere giù il pallone, ci riesce, poi sbaglia un tiro all'apparenza abbastanza comodo. 7:45 all'ultimo mini intervallo. Atena sempre in situazione di -2, un solo possesso di differenza. Piacentini fuori equilibrio, sbaglia Cicic, conduce la transizione, offre poi il pallone ad Arioli, cambia mano, realizza andando verso sinistra un bel canestro. Arioli per il +4, 38-34 ed è, confermiamo, zona 2-1-2 per il San Salvatore in questa fase del terzo quarto. Verrecchia, Piacentini da 3, secondo ferro, buon tagliafuori di Cicic, altra chance in transizione per il San Salvatore. Il pallone schiacciato per terra per Cicic, pallone sporcato con un piede e allora pallone consegnato alle giallonere per la rimessa della metà campo offensiva. Cicic con Arioli che poi riesce a servire sotto Brunetti, il tiro in reverse realizzato per il San Salvatore, che ora si porta sul +6, 40-34. Russo per Raveggi, fuori e poi tentativo di ribaltamento facilmente letto da Federica Brunetti. Arioli ha una mano, lungo per Brunetti da sotto a segno. Grande attacco qui e grande intuizione di Arioli, che ha visto il movimento di Brunetti, l'asse play pivot del San Salvatore di gran pregio per regalare il +8 sul 42-34. Coach Goccia è costretto a intervenire per chiamare il time out. San Salvatore che con la sua zona ha cercato di invitare l'Atena al tiro dalla lunga distanza. Atena che non ha realizzato granché e allora si sono aperte delle possibilità di tiro rapido. Le giallonere sono state brave a sfruttare
per allungare sul +8 Gelfusa vicino a canestro contro Brunetti, passo d'incrocio, il tiro fuori equilibrio con errore per Gelfusa, che ha avuto un ottimo esordio in questa partita. Ora si è un po' smarrita. 6 minuti e 3 secondi al termine del terzo quarto. Accelera Arioli, che prende il centro dell'area e riceve il fallo da parte di Raveggi. 2 liberi per Arioli. Può portare il San Salvatore in doppia cifra di vantaggio. Ancora proteste per il tecnico ospite, non ha gradito questo nuovo fischio. Primo libero a segno per Arioli. Mentre al più presto cercheremo di dare un'occhiata anche alle statistiche di questa partita. 2 su 2 di Arioli, allora il +10 diventa realtà sul 44-34. Piacentini per Raveggi, guarda il canestro, un po' tardiva qui l'uscita di Cicic, ma è un airball quello lasciato partire dalla giocatrice dell'Atena. Lussu, dall'altra parte c'è proprio Cicic, abbastanza libera. Arioli in ritmo da 3 con una conclusione però molto corta. Prova a correre Verrecchia, non viene servita. Russo per compagna in canotta numero 6, si tratta sempre di Piacentini. Gelfusa vuole ragionare, Russo, ci sono 10 secondi per il tiro dell'Atena, ci prova Gelfusa contro Brunetti, ancora un errore. Soltanto 2 punti realizzati dall'Atena in questa prima metà del terzo quarto. Brunetti pescata con il taglio. San Salvatore che attacca bene quando può correre, +12 che diventa realtà. 46-34, 5 minuti esatti per l'ultimo intervallo. Si fa vedere ancora sotto Gelfusa. Russo esita, poi cerca un pallone per riaprire l'attacco. Verrecchia, ennesima conclusione sbagliata, è pronto addirittura un triplo cambio nella panchina dell'Atena. Non riesce a sbloccarsi offensivamente Atena, che ha realizzato il primo canestro di questo terzo quarto, che poi si è spenta. Russo dopo il pallone recuperato, ancora Russo, palleggio aperto, mano sinistra, poi lo chiude Gelfusa sotto, coinvolta, attirata anche nell'aiuto di Lussu, che è stata l'ultima a toccare il pallone probabilmente. Intanto viene autorizzato il triplo cambio nelle fila dell'Atena Roma. Ci sono Cirotti, quindi con il numero 15 il capitano Borsetti, e poi con il numero 3 Volponi, ricordiamo gravata di 4 falli. Sono uscite Gelfusa, Piacentini e con il numero 4 Gaia Raveggi. Rimesse per l'Atena. Russo senza gran ritmo, ancora una conclusione molto lunga. Arioli può facilmente far correre in campo aperto Anna Lussu per il +14, ancora parziale aperto San Salvatore. 12-2 in questo terzo quarto finora. Verrecchia chiude il palleggio, Russo fa vedere Cirotti, ha un buon mismatch ma Lussu difende alla grande, del resto è la sua specialità. Arioli per il taglio di Brunetti, tiro fuori equilibrio sbagliato. Brunetti poteva forse fare qualcosa di meglio, poi c'è stato un fischio per segnalare un fallo commesso proprio da Brunetti, se non abbiamo visto male. Brunetti che ora esce e viene rilevata da Manfred, secondo fallo della sua partita. Torna Manfred dopo un buon secondo quarto, con la vista non solo realizzare ma fare diverse cose utili per la squadra. Atena che ora per la prima volta si stacca in maniera decisa nel punteggio, ripetiamo sul -14. Volponi cerca l'iniziativa dal palleggio, offre il pallone a Verrecchia, quindi Russo. Verrecchia dalla media, ennesimo errore per l'Atena che veramente non riesce più a stappare il canestro. Arioli dall'altra parte in angolo, c'è Lussu che può prendersi anche quel tiro, preferisce servire il post basso di Manfred, riapre per Gagliano, anche lei può tirare dalla lunga e anche lei può segnare, lo fa puntualmente Delia Gagliano. È un gran San Salvatore in questo terzo quarto e la zona ovviamente si è rivelata fondamentale. Buona lettura da parte di Costaico, altro pallone perso, stavolta Borsetti è andata a calpestare la linea di fondo campo. 2,57
Palla in mano, San Salvatore chiamata a testa nell'attacco giallo-nero. Si allarga oltre l'arco per ricevere il pallone. Gagliano da 3, Cicic. Pure questa va dentro ed è più 20 San Salvatore. Terzo quarto sontuoso per le ragazze di Staico. Volponi chiude il palleggio troppo presto, troppa energia però in questo caso per Lussu. Fallo speso, altro time out per coach Goccia, che veramente non riesce a trovare la quadra in questo terzo periodo. Ripetiamo, meno 20, 54-34, 2-31 alla ultima pausa della partita. 7 minuti e mezzo nel terzo quarto e l'Athena Roma, ripetiamo, ha realizzato soltanto 2 punti fino a questo momento. Vediamo come si comportano le capitoline in uscita dal time out. Direi non benissimo a giudicare da questa ennesima palla persa. E il San Salvatore può rendere ancora più ampio il proprio vantaggio, ora molto rassicurante sul più 20. Cambia ancora difesa, la squadra ospite si affida a questa difesa a zona che però non paga dividendi in questo caso. 2 punti facilmente trovati da sotto da Giorgia Manfrè per il più 22. Aggiorniamo il parziale, allora 20-2 nel terzo quarto. Il San Salvatore invece non cambia difesa. C'è Denise Pinna in campo, linea di fondo, poi scarico sotto per Cirotti. Si abbassano in maniera irregolare le braccia della difesa, fallo di Cicic. È il secondo della sua partita. Rimessa dal fondo per Verrecchia, 1,50 per la conclusione del terzo quarto. Pallone per Volponi, quindi Borsetti guarda il canestro, ancora un passaggio scontato e recuperato da Gagliano. Cicic non riesce a tagliare verso il canestro, dietro la schiena Arioli, Pinna non può arrivare sul pallone, allora Volponi in contropiede, il pallone lungo, difficile da domesticare per Russo, l'ultima a toccare però era stata Gagliano e allora rimessa sempre per le ospiti. 91 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Qui c'è il fallo di Manfrè sul tentativo di tiro di Borsetti. Ci saranno 2 tiri liberi per la giocatrice dell'Athena, Livia Borsetti, classe 91. Abbiamo detto capitano, del resto milita in questa squadra dal 2010. In questa stagione circa 16 minuti di impiego, soltanto la sua terza presenza stagionale. Dentro il secondo libero. 56-35, pescata sotto Manfrè, deve riaprire il pallone, intercettato da Volponi. Athena che cerca fiducia in conclusione di terzo quarto. Cirotti per Russo, sotto, quindi sporcata la ricezione da parte di Borsetti. Buon recupero ancora per il San Salvatore. Pinna di tocco, Arioli per Cicic, strappa applausi ora e diverte il San Salvatore. 58-35, mentre l'Athena rischiava di perdere un altro pallone sanguinoso. Borsetti, Russo, siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. Cirotti da sotto cattura il rimbalzo, Borsetti un tiro comodo e accolto dal ferro. 58-37 ora. Denise Pinna dal palleggio per Carmen Cicic. Manfrè cerca di lavorare in avvicinamento a canestro e ancora l'uso del braccio a uncino per liberarsi nella marcatura avversaria. Costa il fallo in attacco, lettura coerente con quella effettuata in precedenza dall'arbitro. E allora l'Athena può ritornare dall'altra parte, sempre sotto però di 21 punti. 15 secondi. Il tiro dalla media di Borsetti decisamente lungo. Il San Salvatore ora può andare fino in fondo, non avrebbe senso accelerare più di tanto. Cicic invece spara subito da 3 e ha ragione lei, perché questo è il canestro del 61-37. Terzo quarto straordinario per il San Salvatore, che già archivia la pratica Athena Roma sul 61-37.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Ancora 10 minuti di partita separano il San Salvatore dalla quarta vittoria consecutiva in campionato, la quarta consecutiva anche in questo 2019, con l'anno precedente che si era chiuso invece con la brutta sconfitta nel derby contro il Cus Cagliari. Da allora hanno cambiato decisamente passo le giallonere, che ora occupano saldamente una posizione in zona playoff. Da 3 Denise Pinna, con tanta sfortuna qui era praticamente dentro il suo pallone lasciato partire dai 6,75. Russo sotto, Gelfusa, linea di passaggio sporcata. È stato un terzo quarto da dimenticare assolutamente per Roma, soltanto 5 punti segnati, maggior parte dei quali negli ultimi 2 minuti peraltro del terzo quarto. Vediamo se Russo riesce a far cominciare un po' meglio sua squadra. C'è l'extra possesso dopo l'errore, Gelfusa fa saltare Brunetti in angolo da Volponi, Gelfusa fronte a canestro, a segno. Giocatrice importante Gelfusa dal punto di vista dell'esperienza, ne abbiamo già parlato nel corso di questa telecronaca, ed è stata probabilmente la migliore nel fila dell'Atena in questo pomeriggio incolore qui al Palavienna. Brunetti per Cicic, stavolta da 2, c'è il tiro che si spegne sul secondo ferro. Volponi per l'Atena, Russo, Borsetti si fa vedere in punta, tripla realizzata da Borsetti. San Salvatore che deve stare attento a non tirare i remi in barca quando manca ancora tanto comunque al termine del match. Cicic, Pinna vuole il pallone, lo riceve, attende l'uscita dai blocchi di Lussu, servito il post di Manfred, qui un po' maltrattata, non c'è il fallo, si continua a giocare. Lussu, il tiro dalla media con errore per Anna Lussu, intercetta con un piede Brunetti, rallenta un po' il ritmo. San Salvatore che deve impedire all'Atena di prendere troppa fiducia. C'è ancora un solido bottino di vantaggio comunque per la squadra di casa. Continua a difendere a zona. Russo ancora a segno, stavolta da 2 punti però, 61-44. Chiamata a testa per Lussu, che ora vuole correggere un po' l'andamento generale della squadra dal punto di vista emotivo. Qui c'era un fallo su Brunetti che cercava il backdoor. Rimessa in attacco San Salvatore, ovviamente l'Atena che cerca il tutto per tutto. Il San Salvatore si deve aspettare questo tipo di reazione. Altro bel canestro per Denise Pinna, che non ha nessuna paura, tanta personalità per lei, ed è il 4º punto personale nella partita. Borsetti, Gelfusa, Russo alza questo pallone difficile da controllare per Borsetti, poi Gelfusa ancora a lottare con Pinna, ha fischiato un fallo qui. Gelfusa che termina a terra, molto dolorante alla caviglia sinistra sembra. Problemi per Gelfusa, che però sembra in grado di poter proseguire il gioco. Vediamo un po', quando mancano 7 minuti e 8 secondi al termine della partita, con il San Salvatore che è avanti sul 63-44. pur zoppicante cerca di riprendere il gioco. Allora Gelfusa, rimessa dal fondo Atena, Borsetti cerca il pallone, Cicic, Gelfusa fuori per Verrecchia, mette i piedi a posto, la stoppata di
Brunetti. Questo non è un gran fallo speso da Federica Brunetti, perché permetterà 3 tiri liberi a Verrecchia, fatte ingolosire dalla possibilità di stoppare il tiro da 3 punti dell'avversaria, quando era forse il caso di limitarsi ad alzare il braccio. Verrecchia segna il primo libero, cronometro fermo al 58% in questa stagione, 2,6 punti in 12 minuti di impiego per Verrecchia. Sbagliato il secondo, ce n'è un altro però ovviamente. 63-45, 7 minuti esatti per la conclusione della partita. Ripetiamo, il canovaccio della partita, insomma l'Atena come prevedibile sta tentando il tutto per tutto, un atteggiamento molto aggressivo e cambio di marcia evidente rispetto al terzo quarto. Il San Salvatore che non deve lasciarsi sorprendere da questo atteggiamento. Qui un'altra palla persa, però tutt'altro che inevitabile, diciamo così. Infatti Staiko vede dei segnali che non gli piacciono e chiama il time out. È ripreso il gioco qui al Palavienna, 6 minuti e 50 secondi al termine del match. Chiamata pollice basso per l'Atena sul ribaltamento. Pescata, Verrecchia appoggia al vetro ma sbaglia. Brunetti riesce a toccare il rimbalzo, poi il recupero completato da Lussu. Il San Salvatore per cercare di registrare l'atteggiamento in uscita dal time out. Qui Borsetti provava ad anticipare la ricezione, spalle a canestro di Brunetti. La rimessa è ancora giallonera. Cicic per Pinna, sposta il pallone quindi verso Cicic. Lussu sul secondo ferro. Il San Salvatore ancora non riesce a realizzare, solo 2 punti segnati in questi quasi 4 minuti che se ne sono andati via dell'ultimo quarto. Russo dentro, perso qui il taglio di Borsetti, che per fortuna del San Salvatore non riesce a controllare il pallone. Incoraggia comunque la sua squadra il tecnico dell'Atena, mentre Lussu dà avvio a un'altra azione d'attacco per il San Salvatore. Brunetti corpo a corpo molto duro con Borsetti a tratti. Pinna cadendo all'indietro sbaglia ma garantisce l'extra possesso, sempre un motorino inesauribile. Pinna, Lussu, infrazione di passi qui per il capitano del San Salvatore che cercava di andare in penetrazione. Deve stringere i denti il San Salvatore, deve ritrovare un po' di fluidità offensiva, la stessa fluidità che le aveva permesso praticamente di chiudere la pratica in 10 minuti di anticipo. Verrecchia, il tiro dall'angolo di Russo sul ferro. Il Salvatore che è comunque in pieno controllo delle operazioni. Qui Manfred poteva anche avvicinarsi, preferisce accontentarsi di questo tiro dalla media distanza che va comunque a referto per il 65-46. Russo, pallone fermo a lungo, Borsetti guarda il canestro, invitata alla tripla, Gelfusa, Russo, ancora Borsetti, esce Cicic alla fine, una tabellata per Borsetti. Il San Salvatore stavolta non sembra avere le energie per affondare la transizione. Lussu, Manfred, poi Cicic accoppiata con Verrecchia, è pronto il blocco di Manfred. Cicic sotto, bel gioco a 2 qui, brave le giocatrici del San Salvatore in questa combinazione. Fallo subito da Manfred che avrà 2 liberi a disposizione. Esce Pinna, molto brava anche questo pomeriggio. Al suo posto c'è Arioli per gestire al meglio e con esperienza questo finale di gara. 2 liberi per Manfred, come detto frenata nell'ultimo periodo da diversi problemi alla schiena. Primo libero sbagliato, Manfred con l'87% in stagione a cronometro fermo, una buona tiratrice di liberi, 9 punti e 6 rimbalzi di media finora questa stagione. 0 su 2, ma c'è Brunetti che segna con il fallo. Gelfusa va a prendersi il fallo tecnico e poi rischia ancora qualcosa insistendo nelle sue proteste. Evidentemente questo corpo a corpo a rimbalzo contro Brunetti non ha convinta, sosteneva anzi di aver subito fallo. Brunetti ringrazia e ora a disposizione il libero supplementare, poi ci sarà anche quello del fallo tecnico.
dentro il primo per Federica Brunetti. Dovrebbero essere 16 punti nella sua partita. Attendiamo l'aggiornamento del live score sul sito della Lega Basket femminile. Gli arbitri qua vanno un po' in confusione, non c'è il possesso aggiuntivo, no, quel fallo tecnico c'è, una semplice rimessa dal fondo. Correggiamo quanto detto in precedenza, 15 punti per Brunetti, non è la miglior marcatrice nelle fila del San Salvatore, perché c'è Cicic a quota 16 con 2 su 7 da 3, 6 su 13 da 2. Dall'altra parte un fischio arbitrale con Gelfusa invitata in lunetta, 4:35 dal termine. Ha senz'altro combattuto, ma guerriera nell'Atena Roma dentro il primo libero. Sbagliato invece non di poco il secondo, il San Salvatore può provare a correre con Arioli, poi preferisce saggiamente attendere l'arrivo delle compagne. Manfrè guarda il canestro e segna anche questo. Giorgia Manfrè, sottolineiamo una volta di più una buona prestazione del San Salvatore nonostante la rotazione a praticamente 7 effettivi per Staiko. Gestione del ritmo comunque buona nonostante questo problema. Intanto sorpresa Lussu per questa segnalazione di fallo ai suoi danni. Doppio avvicendamento in casa Atena Roma, fuori Russo e fuori Borsetti, dentro il numero 12 Cirotti e con il numero 6 che invece Piacentini. Sempre pollice basso e questa la chiamata nell'attacco dell'Atena. Cirotti presa in consegna da Cicic, da 3 Piacentini a segno. L'Atena vuole restare in qualche modo aggrappata a questa partita, non vuole staccarsi mentalmente ancora, nonostante la montagna da scalare sia impervia a dir poco sul meno 20, 70-50. Fallo subito da Arioli intanto. Proteste di Verrecchia e Arioli si porta in lunetta. Sono ora 8 i punti realizzati nella partita di Arioli. Mentre segnaliamo che oltre ai 16 punti mandati a referto, Carmen Cicic ha catturato anche 14 rimbalzi, dunque è già in doppia doppia. Buonissima la sua prestazione, il pallone ribaltato, Cirotti dall'angolo, errore, e 15° rimbalzo per Carmen Cicic. Il San Salvatore può mai limitarsi ad amministrare il ritmo per una lunga marcia di avvicinamento alla sirena finale. Manfrè segna ancora, Giorgia Manfrè, che sta riprendendo confidenza col campo dopo i problemi avuti nelle ultime settimane. Sta facendo molto bene, sono pronte Gagliano e Loddo sul cubo dei cambi. Rimane in panchina invece Pinna. Arioli guarda il canestro, non tira da 3, va sotto da Cicic, sbaglia l'appoggio al vetro. Carmen Cicic, meno 24 Atena Roma, ancora un pallone facilmente intercettato da Carmen Cicic, quindi Lussu cerca di sfuggire alla guardia di Volponi, che dovrebbe aver speso il 5° fallo della sua partita. Attendiamo segnalazione degli ufficiali di campo, mentre c'è il doppio cambio fuori Brunetti e Cicic, dentro Gagliano e Loddo, probabilmente MVP della partita. Cicic, ripetiamo, 16 punti, 15 rimbalzi. In ogni partita il San Salvatore riesce a trovare una protagonista diversa, mentre Lussu segna dalla lunetta.
Ma 1-2. Un obiettivo a questo punto potrebbe anche essere quello di far ritrovare la gioia del canestro Viola Loddo, altra giovane del vivaio che ha già avuto spazio nel campionato di A2 lo scorso anno, ha già avuto modo anche di realizzare il suo primo canestro in A2 e oggi immaginiamo che ci riproverà a 2 minuti scarsi a disposizione. Intanto Lusso, forse spinta, giro dorsale per Manfrè che calpesta però la linea di fondo campo. Ricordiamo i prossimi impegni di queste due squadre. Il San Salvatore che sarà di scena la prossima settimana sul campo della Nico Basket Pistoia, mentre l'Atena riceverà la visita del Faenza Basket Project di Simona Ballardini. Rimbalzo difensivo intanto per Loddo. Vediamo le altre gare che completano questo turno di campionato. Palermo contro Savona, Campobasso contro Pistoia, Faenza contro Forlì, San Giovanni Valdarno contro Elite Roma, Umbertide contro Cuscagliari, Civitanova Marche contro Orvieto e la Spezia contro Bologna. Arioli intanto dalla lunetta sigilla ulteriormente il quarto successo consecutivo del San Salvatore, che, come ha detto anche la stessa Arioli in sede di presentazione della partita, cercherà di sfruttare un calendario piuttosto benevolo la prima parte del girone di ritorno per incamerare quanti più punti possibili possano tornare utili poi quando arriveranno le partite più difficili contro le prime della graduatoria. Parliamo ovviamente di Campobasso, che poi ha sofferto tantissimo su questo campo. Palermo che invece dovrà venire qui a Selargius. Promette di essere una seconda parte di stagione avvincente per il San Salvatore. Intanto una bella intuizione di Arioli, Manfrè però rovina, buona idea, il buon assist della compagna Verrecchia, sbaglia, tiene vivo Perrotti, offre il pallone a Gelfusa che però non se l'aspettava. Pomeriggio da dimenticare davvero per l'Atena, linea di fondo per Arioli, per poco non trovava il gioco da 3 punti. Andiamo a vedere se ha raggiunto quantomeno la doppia Arioli in questa partita. È a quota 9, che avrà l'opportunità di arrivare proprio ora in doppia cifra. Segna ed eccola, quota 10 punti. Arioli sono 11 per Lussu in fila del San Salvatore e 12 per una molto positiva Giorgia Manfrè, 6 su 9 dal campo peraltro per lei. Buone le percentuali. Cirotti a segno per il 79-52, si vuole far segnare Viola Loddo, però qui non trova lo spazio per la penetrazione, riceve ancora il pallone, cerca la partenza lungo la linea di fondo. Gelfusa era andata a chiudere, non trova lo spazio per andare a tirare. Loddo, classe 2001 anche lei. Gelfusa da 3, un airball Piacentini da sotto non riesce a correggere. 3 secondi, 2 secondi, a 1 secondo e 8 San Salvatore verosimilmente non cercherà il tiro, anzi sì, prova la preghiera. Loddo finisce qui, quarta vittoria consecutiva per il San Salvatore Selargius, che continua la sua corsa playoff, battuta l'Atena Roma con il punteggio finale di 79-52. Il segreto di questo successo sta tutto nel terzo quarto, condotto su ritmi altissimi dal punto di vista offensivo, ma il segreto vero è stata la difesa zona 2-1-2 che ha mandato totalmente in tilt l'Atena Roma. Recap statistico prima di chiudere: Carmen Cicic, abbiamo detto MVP della partita con 16 punti e con 16 rimbalzi. Ci sono stati poi 13 di Arioli, 16 di Brunetti, anche per lei doppia, 10 rimbalzi per la pivot cagliaritana, 11 punti invece per Anna Lussu. Dall'altra parte 16 punti e 13 rimbalzi per Laura Gelfusa e poco altro per l'Atena Roma, 10 punti di Borsetti. A me non resta altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini, per
la collaborazione tecnica da Roberto Rubio. L'augurio di un felice proseguimento di serata sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.